E quindi, niente, diciamo che c'è stato la popolazione ci ha un po' sopportato nel senso così, perché ci spingevano ad andare avanti. Naturalmente, siccome sto signore era uno molto potente non solo dal punto di vista economico, ma anche come conoscenze, cose varie. Noi c'è stato un periodo che avevamo paura, che praticamente perché siamo stati anche minacciati, del fatto, in pratica abbiamo tolto una cosa, quindi siamo stati minacciati, non uscivamo di sera da soli, stavamo in un certo gruppo, c'è stata anche una cosa un po', diciamo, un po' più mafiosetta. Però è andato tutto bene, poi alla fine, siccome la popolazione praticamente ce l'avevamo dietro, ci dava una mano, quindi alla fine è andato tutto bene. Questo diciamo che molto sinteticamente, perché se scendo nei particolari la cosa diventa molto lunga. Diciamo è quello che è successo a Terme Vigliatore, dove abbiamo fatto vedere questo suicidio su questo territorio e oggi in pratica abbiamo un parco su quella zona. Io tutto questo che ci sono qua, lui ha messo qualcosa lì, ho un sito in internet e l'ho pubblicato, cioè fra le altre cose si chiama Terminis, fra le altre cose che ci sono c'è una parte che parla di questa fiera, perché c'è la parte che è a proposito delle acque termali, a proposito del territorio. Conviene che lo spegniamo. No, mi sembra che registrare. C'è una parte più prettamente storica che per le altre cose è parecchi anni che la devo finire, però non l'ho mai finita. E queste cose ci sono tutti quanti. C'è la sentenza del TAR, il ricorso che abbiamo fatto, il ricorso che abbiamo fatto lì all'Usi Civici a Palermo. C'è quello che hanno fatto anche il comune, mi pare che ci sono anche le due delibere del comune che aveva fatto prima per impugnare questa cosa. C'era prima una cosa però che era simpatica, che ci è servita. Questi quando abbiamo fatto questo ricorso, soprattutto sto proprietario, praticamente no, ma questo il terreno è mio, non è vero niente, voi non avete, ho detto non c'è il titolo di proprietà. Noi siamo andati a scovare anche un ricorso che aveva fatto la nonna, perché siccome doveva pagare le tasse, per non pagare le tasse gli ha messo che questo territorio in pratica non doveva essere tassato, in quanto siccome c'era un uso civico su questa cosa, quindi in pratica è stato esentato. Sì. Quindi praticamente quando gli serviva c'era l'uso civico, quando gli serviva l'uso civico non ce n'era, per cui a questo punto, e questo ci è servito molto, perché poi come si chiama al TAR l'abbiamo prodotto sta cosa. Perché scusate, lo dico voi stesso che c'è l'uso civico, che poi a prescindere dal fatto che c'è la laurea, a prescindere dal fatto che ci sono i testi storici che lo ripetono, a prescindere dal fatto di tutte queste cose, e poi dire che non. Quindi in breve quello che avevo fatto.